Siamo al Giardino Sonoro, il museo all'aperto di Pinuccio Sciola. Pinuccio stesso diceva questo posto era terra, un giardino che quando aveva l'età di 17 anni lo ha visto lavorare come contadino insieme alla famiglia, insieme ai genitori e ai fratelli, e che poi pian piano ha seminato di pietre, di basalti, di calcari, di graniti, di trachiti, tutte pietre della Sardegna di cui si è innamorato e che ha deciso di far rivivere in questo posto. E tu come ti sei innamorata di questo posto? Sono di San Sperate, quindi la curiosità e l'amore per questo posto, questa attrazione l'ho sempre avuta, ed effettivamente nel 2015 ho avuto l'onore di conoscere anche Pinuccio Sciola attraverso un tirocinio universitario, un po' per caso, quindi ho unito l'utile al dilettevole. Quando capitava di venire non era mai presente per lavoro, per studio, e quindi andavo sempre un po' via triste e scontenta di non aver mancato l'occasione, e c'è stata quindi questa occasione un anno prima del 2016, di quando Pinuccio è venuto a mancare. Ho avuto modo di seguirlo nell'approcciarsi ai visitatori, di conoscerlo un po' e di chiaramente avere l'onore di essere guidata anche da lui. E secondo te Pinuccio Sciola per San Sperate cosa rappresenta? Pinuccio ha dato tanto al paese. Se oggi San Sperate è conosciuto nel mondo come paese museo, lo deve infatti a lui. Quando torna nel 68 a San Sperate ha l'idea di rivoluzionare artisticamente San Sperate. Vuole coinvolgere nell'arte chi non ha avuto la possibilità per via economica di andare per esempio in un museo, quindi trova l'espediente per far sì che l'arte entri nella vita anche degli altri, di chi non sa che cosa sia l'arte. Quindi l'idea di trasformare i muri in ladri, in fango e terra cruda, in tele sulle quali andare a dipingere, è qualcosa che San Sperate deve a lui e che poi ha sposato a tutti gli effetti e che ha portato avanti, anche oggi cerca di portare avanti, però è sicuramente l'artefice dell'identità del paese artistica. È emozionante il fatto di poter sfiorare le sculture, di emozionarsi con la gente, di aver ereditato e di portare avanti quella missione di un nuovo approccio, di una nuova relazione con la materia, che è quella che Pinuccio si augurava di essere portata avanti. Quindi è sicuramente un onore grandissimo, è una ricchezza che difficilmente si può spiegare. Quindi vedere nel volto di un bambino, di un disabile, di un anziano, insomma di tutte le età, di diverse nazionalità, poi il fatto di riuscire anche a capirsi, ecco, il suono, la voce della pietra è un linguaggio universale. Sicuramente ci si capisce attraverso l'inglese e le altre lingue, ma il linguaggio delle sculture sonore arriva prima di qualsiasi altra parola detta in qualsiasi altra lingua. Mio padre era e lo è ancora, anche se non c'è più, un autentico figlio della Sardegna. Veramente ha studiato e girato tutto il mondo, ma le sue radici erano assolutamente intrinseche in questa terra. Tant'è che quando torna dai suoi viaggi studio nel 68, quindi un 68, un momento rivoluzionario in tutto il mondo, non in Sardegna, non a San Sperate. San Sperate era un paese agricolo, le strade non erano asfaltate, i muri erano in ladiri, e lui pensava: ma perché l'arte è solo dentro i musei, solo per pochi eletti?
portiamola in strada, portiamo l'arte alla gente, per la gente, con la gente. E quindi notando il divario culturale enorme che si era creato tra lui e i suoi amici, che non avevano visto quello che lui aveva visto viaggiando, inizia questo progetto che poi divenne una grandissima rivoluzione, appunto, che parte con la calce, li chiamano gli anni della calce. Lui dipinge i muri, li pulisce, tutti di bianco, per poi intervenire con il colore. E lì nasce il progetto dei murales fatti in condivisione. Lui diceva il muralismo è semplicemente un pretesto per stare insieme e per vivere di bellezza. Mio babbo ha seminato, non l'ha fatto mai da solo, l'ha sempre fatto in collaborazione. E ora il paese continua a raccogliere i frutti, continuano ad arrivare artisti da tutto il mondo per lasciare la propria impronta. Un'altra cosa importante che per me è un grandissimo insegnamento era che lui diceva agli artisti: vieni a San Sperate per capire dal mio giardino qual è la mia filosofia e per lasciare il tuo segno, ma non venire col bozzetto pronto. Lo farai in base a quello che è il tuo background, la tua conoscenza, ma anche in base a quello che appunto respiri del luogo, il livello architettonico delle case. Ogni lavoro deve essere contestualizzato al luogo dove vai. San Sperate continua a vivere e potrebbe ancor più vivere di bellezza. È un luogo oramai di pellegrinaggio, di turisti che vengono da tutto il mondo. Lui ha fatto un'arte, e questa è la cosa più bella per me, che è capace di parlare tutte le lingue del mondo, con tutte le culture, con tutte le età e anche con tutte le diversità che sono poi la nostra unicità. Quindi anche con le persone appunto che hanno magari delle difficoltà. E sia San Sperate che il Giardino Sonoro sono adesso veramente un cuore, un'eredità per tutta la Sardegna e forse per il mondo. Una delle domande più frequenti che facevano a mio babbo era: ma come l'hai scoperto? E lui rispondeva: e tu ricordi quando hai conosciuto tua mamma per la prima volta? Quasi fosse dentro di lui quel suono che poi chiamava voce della pietra. Il suo percorso nasce in un paese dove pietre non ci sono. A San Sperate non le abbiamo, se non quelle del fiume, troppo dure da lavorare. Però la mia nonna, scusate, sua mamma, Enrichetta, si sedeva fuori casa su una panca in pietra per parlare con le vicine. Un giorno esce e non trova più la panca, perché Pinuccio l'aveva rubata, e si arrabbiò tantissimo, tra l'altro la madre, per costruire la sua prima opera, Pietrino, che è un bambino scolpito in arenaria. Ecco, Pietrino è importantissimo perché dà l'avvio a tutta la sua formazione. Da lì al figurativo, che poi è quello che lui studia dal Magistero d'Arte di Firenze all'Università Internazionale di Salisburgo. Negli anni 60 studiavi principalmente la fisionomia dei volti, però poi l'artista deve ritrovare il suo segno. E lui inizia a ritrovarlo nella materia pietra, incidendola, andandone a ricercare l'anima all'interno. Ecco che si passa dalle pietre legate ai semi della pace, fino ad accorgersi che all'interno c'era un qualcosa. Lui raccontava che per mesi non dormì, cercando poi di liberare, perché lui diceva: io non ho scoperto niente, ho semplicemente liberato quel suono che era rinchiuso nella materia da quando? Da milioni di anni. Non senza difficoltà mio babbo ha iniziato questo percorso dal 68 in poi di rivoluzione di un paese, rendendolo un vero museo a cielo aperto, fruibile da tutti, ma soprattutto interattivo da parte di molte persone. E si continua ancora ora a vivere della bellezza che lui ha lasciato, ma perché? Perché ha permesso alle menti degli abitanti di San Sperate di aprirsi, di essere versatili nell'approccio alle persone di una cultura diversa, allo scambio e all'arte. E
Ancor più ora che non c'è più, c'è questa voglia di vedere che noi stiamo, di mostrare agli altri che noi stiamo raccogliendo i frutti e lavorando. E tu cosa vuoi lasciare a San Sperate o alla Sardegna? E la mia missione di vita è quella di parlare di mio babbo finché avrò fiato in gola, di continuare i rapporti e il suo insegnamento, che sia quello dello scambio. Ha lasciato tanto, attorno alla sua figura c'è un mondo, e un mondo che mi fa lavorare e correre come mi ha lasciato lui, come mi ha insegnato tantissimo. Quindi spero di riuscire a valorizzare il suo operato e a farlo conoscere sempre di più, e che anche i suoi interventi artistici siano riconosciuti, perché possano essere seme che può germogliare anche dall'altra parte del mondo, appunto. Chissà che non nascano tanti paesi museo e che tutto il mondo finalmente non conosca questo spazio unico. Ormai diciamo, da più di 50 anni il nome di San Sperate e di Sciolla sono legati insieme indissolubilmente. Rappresentano una storia un'evoluzione che il paese ha vissuto in questi anni, da piccolo paese agricolo con le case in terra e color fango a un paese di colori, di arte, proiettato non più solo verso la sua campagna ma verso tutto il mondo. I prossimi appuntamenti che il comune di San Sperate ha in serbo per i visitatori per agosto e settembre? San Sperate comunque è un paese, un museo a cielo aperto, quindi dicono che a cielo aperto è più facile frequentare i luoghi, no, perché all'aperto ci sono meno rischi, quindi qui uno può tranquillamente girare il paese, quindi le opportunità comunque per passare una serata tranquilla e serena, diciamo, a San Sperate ci sono. Ecco. Poi per quanto riguarda le cose da vedere dipende anche dai desideri che uno ha, perché per esempio se vuol vedersi i murales sono una cosa bella che può apprezzare chiunque. C'è un edificio storico che è Casa Tola che magari può interessare agli appassionati, c'è il giardino sonoro che è fantastico e che può interessare un pochino a tutti, anche chi è amante dell'arte ma anche chi non lo è, perché comunque è una cosa molto particolare. E poi ci sono tante iniziative culturali, dalla cooperativa La Maschera, Antas Teatro, No Arte, insomma ce ne sono tante, e quindi basta seguire la programmazione anche nei vari siti di San Sperate per trovare anche degli appuntamenti che sono molto ben spiegati e pubblicizzati nei social. I social sono un ottimo veicolo di pubblicità e di informazione, quindi anche lì si trovano molte cose.